questa serata e mi hanno invitato. Grazie a tutti anche per la mobilità partecipazione, che io spero sempre diventi un sistema, perché ha ragione chi mi ha preceduto, bisogna che siamo molto più attenti e molto più partecipativi alla vita amministrativa e politica e pubblica, perché non è solo nei casi emergenziali che serve la nostra presenza, la presenza dei cittadini. Ringrazio in particolare la dottoressa pediatra Laura Todesco, perché alcuni di questi dati non li avevo e penso che siano molto interessanti e molto utili. Devo in parte rettificare una slide, che è quella relativa all'inquinamento della pianura padana, perché vista nel modello europeo, con l'Italia appunto dove abbiamo tutta quella superficie della pianura padana coperta da una nuvola rossa, in realtà se andate a vedervi, come spiegavo prima tra le sedie, un sito nazionale molto importante che è quello del meteo, riuscite a vedere esattamente come si modifica la qualità dell'aria delle zone che abitiamo, proprio specificatamente, in relazione alle precipitazioni, perché naturalmente in questi giorni in cui piove l'aria è relativamente pulita, ma già a partire, per dirvi, da dopodomani riabbiamo di nuovo materiali inquinanti, con una previsione che vi farà veramente riflettere, perché lì abbiamo una situazione, come dire, quotidiana e aggiornata. Ringrazio anche Michele Boato, ci conosciamo da molti anni, lavoriamo, come dire, a distanza, ma su materie molto simili che hanno a che fare con l'ambiente, e devo dire che le cose che lui ha detto non solo sono assolutamente vere, ma non serviva che le venissi ad attestare io, ma sono sistemi che conosciamo ormai da almeno un decennio, ma anche molto di più, perché è sempre stata ammantata la materia degli impianti di incenerimento, che così si chiamano in tutta Europa e non hanno altri nomi di fantasia, e neanche particolarmente, come dire, per renderli particolarmente appetibili, soprattutto ad alcune amministrazioni, oppure meno pericolosi per le popolazioni. Abbiamo conosciuto la termovalorizzazione, abbiamo conosciuto i gassificatori, abbiamo conosciuto la termovalorizzazione come con recupero appunto di energia e di materia, ma sappiamo che dietro questi straordinari nomi in realtà si nasconde un pericolo per la salute che è bene limitare al minimo. E diceva molto bene Michele Boato che oltretutto nel Veneto davvero non ne abbiamo necessità, se ci rendiamo conto, come dovremmo renderci conto in base ai dati ufficiali sul riciclo anche dei rifiuti solidi urbani, che la nostra regione, che pure in 10 anni ha ridotto di esattamente la metà, avevamo più di 2 milioni di tonnellate di rifiuto solido urbano cosiddetto secco, oggi ne abbiamo poco più di 1 milione, ma i dati parametrati con le migliori aree che producono la migliore raccolta differenziata nel Veneto, e quindi aree altamente abitate, insomma densamente abitate che tutti conoscete, anche qui vicino alla provincia di Treviso per esempio, dove c'è il Treviso 2 e il Treviso 3, lì abbiamo un riciclo di oltre l'80% con una materia residua che per persona non supera più ormai da tempo 80 kg abitante, per 5 milioni di abitanti fanno 400.000 tonnellate. 400.000 tonnellate sono un terzo dell'attuale produzione di rifiuto secco solido urbano del Veneto, il che vuol dire che andremo a chiudere impianti di incenerimento esistenti. Questo è il dato, e su questo dato dobbiamo attestare il lavoro che si fa, perché altrimenti, come dire, tutto è un business, ma dipende il business come lo si fa. Se io recupero materia prima, divento, come dire, ritorna nella produzione industriale, quindi recupero materia che altrimenti vado ad acquistare sui mercati internazionali pagandola oltretutto caramente, sempre più caramente perché ce n'è sempre meno. L'Italia non è produttrice, non ha riserve di questo tipo nel proprio territorio, la nostra ricchezza, come è noto, è la manodopera e la bellezza della nostra realtà territoriale, per cui è bene che la salvaguardiamo e che recuperiamo la maggior quantità possibile di materia prima. Arriviamo al caso Cassola. Io credo che abbia molta ragione Boato. Io ho avuto e ricevuto da parte di 2 cittadini di questa realtà alcuni documenti su questo impianto di Cassola. Li stavo studiando, approfondendo. Credo anch'io che l'autorizzazione sia regionale e non provinciale per le ragioni già dette da Boato, ma devo dire Michele che al di là di tutto è bene non pensare di scaricare il problema, nel senso che ciascuno deve fare la sua parte
ed è bene che se ci sono ragioni di carattere, diciamo, burocratico che permetteranno alle amministrazioni, ai cittadini e ai comitati di potersi avvalere del ricorso al TAR per erronea procedura, è bene che, come dire, queste cose si facciano, ma non ci si sieda pensando che sia, come dire, responsabilità di qualcun altro. Dopodiché, per la competenza che ho, per il ruolo che ho, sono venuta a dirvi che certamente potrò e dovrò e vorrò fare un'interrogazione anche in Consiglio regionale per riuscire a chiedere all'assessore all'ambiente come intende classificare questo impianto che è in via di procedura appunto autorizzativa nella provincia di Vicenza, ovviamente identificando quelli che sono gli elementi che a nostro avviso il fatto che questo gassificatore produca vetrificato non è una ragione sufficiente a dire che produce, che ha un recupero di materia, anche perché non si intende questo, insomma adesso non stiamo qui a spiegare che cosa dice la normativa europea, che peraltro è estremamente chiara perché cita le 4R che notoriamente sono la riduzione del rifiuto, il riuso, il riciclo e il recupero della materia. Questa è la via maestra per la trattazione di ogni bene che noi consumiamo. La ultima fase, che è quella del recupero energetico, è l'ultima fase, ma va appunto a rendere residuale e quindi deve essere per forza di cose l'ultimo elemento della catena, non certamente il primo, non quello fondamentale. Ecco, questo deve farci capire che alla fine, come dire, è bene che ciascuno in questa partita delicata, che è bene, in cui è bene non lasciare sfuggire nulla, insomma, non pensare di risolvere i problemi semplicemente, purtroppo, come dire, protestando, non basterà. Dovremmo anche seguire in maniera precisa, e quindi insomma la competenza e l'autorevolezza dei relatori stasera rende sicuramente un cammino difficile questo, insomma, e quindi ne sono particolarmente felice, però è bene che ciascun amministratore, e diceva bene prima Michele, insomma, laddove ci sono sensibilità che possono recuperare trasversalmente le firme dei consiglieri regionali, ce ne faremo carico. È giusto che di questo tema se ne occupi la politica, nel senso della politica con la P maiuscola, che in qualche caso c'è ancora con fatica, ma si cerca di recuperarla. Io penso che in ogni caso questo gassificatore non si debba fare per le ragioni che ho brevissimamente detto, ma che hanno spiegato molto meglio di me chi mi ha preceduto, perché noi dobbiamo capire che l'obiettivo è la riduzione del rifiuto, non il suo incenerimento, che è un ossimoro, è una contraddizione in termini. Andiamo sostanzialmente a distruggere ciò che costa, ciò che ha un valore spesso in crescita, perché vi è riduzione di materia prima e vi è riduzione anche di fonte energetica, andiamo a sprecare senza senso. Guardate, questa cosa è pazzesca, perché è sintomatica della società dello spreco, non della società della ragionevolezza. Andare a sprecare. Dobbiamo pensare di utilizzare l'intelligenza, la tecnologia e la scienza esattamente per il contrario. Dopodiché, fin tanto che produrremo un rifiuto secco residuo, certamente dovremo riuscire a risolvere anche questo problema, ma ripeto, nella regione del Veneto non vi è davvero necessità di implementare il numero di impianti di incenerimento. Tra l'altro, purtroppo, e nonostante noi, vi è stata un'autorizzazione recente a un impianto che sono ormai 10-15 anni che lo sentiamo nominare, che ha speso già 126 milioni di euro senza aver potuto bruciare un solo chilo di rifiuto, che è quello di Cadelbue in provincia di Verona, che nuovamente tenteranno di farlo ripartire, stavolta con una tecnologia, diciamo, più tradizionale. Per cui non facciamoci incantare, non crediamo agli illusionisti. Non è vero che la materia si volatilizza e diventa qualcosa di vetrificato che non si sa dove si deve mettere, tra l'altro, e che, come dire, e che tipo di potenzialità anche inquinante possa avere nei prossimi secoli, nei prossimi millenni, perché la nostra responsabilità non si chiude nel giro di qualche anno o di qualche mese, la nostra responsabilità è per tutte le future generazioni, che noi speriamo siano tante e che abbiano a ricordarci di noi in maniera un po' meno disastrosa di come sta avvenendo. Per cui garantisco il mio impegno su questo, il gruppo del Partito Democratico.